Licata, la festa continua. La compagine giallo-blu passa anche a Favara grazie alle reti di Testa, Rizzo ed una doppietta di Cannavò. Pro Favara un buon che dopo essere passato in vantaggio per 2-0 ha ceduto al ritorno degli ospiti. Risponde per le rime il Canicattì che si diverte con il Geragi segnando ben 6 reti, con De Luca, doppietta, Lupo, Caronia, Rosella, Iezzi. In classifica non cambia nulla e i giochi sono fatti, sia per la promozione che per i playoff. In prima categoria girone G, l'Armerina è vicino al salto in promozione. L'Embedoclina insegue, ma oramai sono playoff. La compagine marinara, grazie alla doppietta di Russo e al gol di Abate, supera il Caltanissette e si insedia al secondo posto. Perde tra le mura amiche l'Atletico Aragona con il capolista Armerina, mentre Angelo Cuffaro e Gemini non vanno al di là del pari. Sconfitto il Ravanusa ad Agira, nel girone A, grazie ai risultati negativi di San Vito Lo Capo sconfitto in casa e Palermo Calcio Popolare pari interno e alla concomitante vittoria di casalinga per 4-0 sul Valderice, l'Unitas Sciacca è promosso matematicamente in promozione con 3 giornate d'anticipo.